Bentrovati a Sky TG24 Economia, anche l'approfondimento economico di Sky vuole affrontare il tema della robotica e dell'intelligenza artificiale. Lo facciamo, come vedete dal nostro titolo, andando ad analizzare quali sono le conseguenze per il lavoro. Lavoro ovviamente quello qua da noi, in Italia, in generale in Europa, in Occidente potremmo dire, ma anche il lavoro là dove in questo momento, almeno in parte, almeno quello a basso valore aggiunto e a basso costo, si è trasferito, cioè molto spesso in Asia o altri posti possono essere il Nord Africa. Prima però di andare a presentarvi i nostri ospiti e cercare di analizzare se stiamo parlando di una buona o di una cattiva notizia, questa è a tutti gli effetti una quarta rivoluzione industriale. Ogni rivoluzione industriale ha portato ovviamente dei cambiamenti, il cambiamento diciamo può piacere o non piacere, ma va affrontato, avremo modo di sviluppare il tema e di capire che più viene previsto meglio lo si può affrontare. Prima di tutto però andiamo ad analizzare la situazione in questo pezzo di Vittorio Eboli. Il sorpasso della Cina, anche in questo settore, è quasi automatico, come i macchinari dei processi produttivi industriali su larga scala. Secondo uno studio pubblicato dalle Nazioni Unite, il dragone entro fine anno supererà il Giappone come paese con più robot lavoratori al mondo. Da qui a 3 anni, per la Federazione Mondiale della Robotica, a Pechino andrà il 40% delle forniture globali dei robot industriali. E questo nonostante i paesi più sviluppati continuino in maniera significativa a investire in innovazione tecnologica. Nei prossimi 3 anni, per le 5 economie europee più importanti e per gli Stati Uniti, si prevede un incremento medio tra il 5 e il 10% per ogni anno. Con quali impatti sui livelli occupazionali? Qui il dibattito tra gli esperti è aperto ed è difficile fare previsioni. I pessimisti parlano di molti posti di lavoro a rischio, specie nei settori che hanno più margini di automazione. Gli ottimisti sottolineano gli effetti positivi sui costi di produzione e quindi sui prezzi finali dei beni, fattore che dovrebbe spingere la domanda di quegli stessi beni e in definitiva far aumentare la produzione e l'occupazione. Per l'ONU nei prossimi 5 anni i posti di lavoro a rischio a livello globale sono in forte aumento rispetto all'ultimo lustro, soprattutto, non sembri un paradosso, nelle aree in via di sviluppo, Africa e Asia su tutte, perché la quota di lavori modernizzabili, che possono cioè subire significativa automazione rispetto alla realtà attuale, è molto più alto nei paesi più poveri. In quali settori soprattutto? Difficile dirlo. Stando ai dati del 2015, i comparti automobilistico, dell'elettronica di consumo e della metallurgia sono di gran lunga i 3 più automatizzati. Sommati insieme, fanno circa il 70% del totale delle macchine usate nell'industria e dovrebbero restare sul podio anche nei prossimi anni. Attenzione però, secondo diversi esperti, l'automazione è una realtà in crescita anche fuori dalle fabbriche, ad esempio nel settore dei servizi e il terziario in generale. Si pensi oggi ai call center automatici o domani ai ristoranti con camerieri robot. Vittorio Eboli, Sky TG24. Ma innanzitutto andiamo a Napoli, all'Università Federico II, dove siamo in collegamento con il professor Vincenzo Lippiello, professore appunto di robotica e automazione. Professor Lippiello, a lei chiedo di dirci in che cosa i robot e l'intelligenza artificiale possono già sostituire l'uomo e cosa ci dobbiamo aspettare, diciamo, per i prossimi 5-10 anni. Magari 10 anni è troppo, ma almeno ci dica fra 5 anni cosa potrebbe capitarci. Beh, la robotica ha conosciuto un impulso. Qualche problema col collegamento, proveremo ovviamente a riprenderlo in mano. Rifaccio però la stessa domanda non a uno scienziato ma più ad un divulgatore. Parlo di Federico Pistono, autore di un libro che ha un titolo interessante perché i robot ti ruberanno il lavoro, ma va bene così, è il titolo del suo libro. Come sopravvivere al collasso economico ed essere felici. Secondo lei che cosa possono già fare, quello in parte lo sappiamo, ma soprattutto che cosa potranno fare i robot nel breve periodo e l'intelligenza artificiale ovviamente? Sì, allora, la robotica negli ultimi anni ha avuto quello che si chiama un surge, cioè un aumento abbastanza rapido, però io non penso che la robotica sia il rischio numero 1 per quanto riguarda la perdita dei lavori e l'automazione, ma il rischio più grande riguarda quelli che sono i servizi, i processi e tutto ciò che possono fare intelligenze artificiali, quelle che vengono chiamate narrow, cioè molto sottili, molto piccole, che fanno delle cose molto specifiche. Per esempio si pensa a qualunque lavoro che abbia a che fare con gestire o processare dati,
dal commercialista all'avvocato al giornalista anche, alcuni insomma degli articoli, magari non l'opinionista, quello che fa un approfondimento con interviste, ma un sacco degli articoli che vengono scritti, secondo alcune stime dal 20 al 40%, sono scritti da robot, cioè da algoritmi. Questo soprattutto all'estero, parliamo di Stati Uniti e comunque diciamo scritti in inglese in questo momento, vero? Sì, perché ci sono le start-up che sono al forefront, all'avanguardia, lavorano di più su quelle lingue, però il concetto è che secondo me bisogna fare una distinzione tra quello che c'è adesso, e i robot secondo me sono ancora molto lontani da sostituire quelle che sono le classi di lavoro antropomorfiche, quindi il cameriere, per dire, sentivo prima del servizio, quello è molto probabile che non verrà automatizzato, anche se in teoria non è troppo difficile da fare, ma più che altro perché lì c'è anche il discorso che serve un contatto umano e uno va al ristorante anche per quel motivo lì, piuttosto che mangiare alle macchinette dove magari prende un cibo simile. Quello che dobbiamo cercare di capire è che a livello strutturale la società può creare molto di più con nuovi processi che adesso invece non vengono utilizzati. È chiaro. Vediamo se abbiamo ripristinato il nostro collegamento con l'Università Federico II. Professore, lei mi sente? Sì, la sento bene. Perfetto, la tecnologia inizialmente non ci ha aiutato, vediamo se questa volta va meglio. Le volevo chiedere a lei, scienziato della materia, in che cosa i robot e l'intelligenza artificiale ci stanno già sostituendo e che cosa ci dobbiamo aspettare per, diciamo, il futuro più prossimo, o 5-10 anni, quello un po' più in là. È chiaro che l'automazione e la robotica in generale sostituiranno e stanno sostituendo l'uomo in tutte quelle che sono operazioni abbastanza ripetitive che hanno un elevato grado di standardizzazione. Tipo? La robotica in questo aiuta anche, ma se pensiamo a tutti i processi, diciamo, nell'industria meccanica, ne vediamo già, diciamo, quindi la catena di montaggio, per esempio, è una cosa su cui il robot può sostituire l'uomo. Anzi, già il robot ha già sostituito, lo sta già facendo e lo sta facendo in modo sempre più importante, perché una serie di operazioni che fino a un po' di tempo fa erano ancora non realizzabili attraverso macchine, ora vengono fatte con i robot, perché le catene di montaggio automobilistiche richiedono anche un certo grado di diciamo di destrezza, e oggi si sta puntando con l'industria 4.0 anche a una personalizzazione del prodotto, e la robotica in questo aiuta, perché a differenza di macchine il robot è flessibile, e questo dà quindi la possibilità di creare anche dei prodotti con un discreto grado di personalizzazione. Questo diciamo, è il plus che riusciamo ad avere con la robotica. Già ora, se dovessi dire da qui a 10 anni dove probabilmente avremo un impulso robotico, diciamo, un impulso in cui la robotica penetrerà in modo da qui a 5 anni potrebbe essere anche colpa sua, considerato dove la vediamo, cioè nel laboratorio dove fa ricerca. Noi diamo un contributo e cerchiamo di avanzare la tecnologia. Ora questa tecnologia verrà usata probabilmente in diversi settori. E le dico, sicuramente i principali impulsi li vedremo nel settore dell'agricoltura nei prossimi 10 anni, dove la robotica ha una penetrazione attualmente bassissima, ma ci sono studi e ricerche, si stanno puntando molto in tutta Europa e anche in America, si sta puntando molto sull'agricoltura. E avremo anche probabilmente un impulso nel settore dell'edilizio, dove la robotica è praticamente assente, ma si cominciano già a vedere i primi, diciamo, robot, tra virgolette, muratori, o comunque in grado di costruire, diciamo, assemblare strutture semi-prefabbricate o addirittura completamente, diciamo, da assemblare. Quindi sono sicuramente settori che vedranno un forte impulso diciamo, nella robotica manufatturiera. Diciamo. Grazie professor Lippiello. Anche l'alimentare. Anche l'alimentare. Sì, anche l'alimentare. Andiamo invece adesso a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove siamo collegati con Alberto Baban, presidente della piccola e media industria di Confindustria. Lei non si occupa di agricoltura, però che cosa dobbiamo, quali sono i settori, se anche per voi, che insomma siete degli industriali, vedete maggiormente l'impatto della industria 4.0, quelli invece che secondo voi verranno comunque lasciati stare ancora per un po'? Beh, se parliamo di robotica è chiaro che ci riferiamo a settori più metalmeccanici, quindi la meccatronica, che è l'evoluzione proprio dell'insieme della parte elettronica con la parte
della metalmeccanica. E questa evoluzione è già in atto e sono processi produttivi particolarmente interessanti, perché ricordo che il nostro Paese ha un deficit di produttività, quindi questa standardizzazione con l'utilizzo di tecnologie probabilmente, come avete detto all'inizio del vostro servizio, deve preoccupare altre manifatture e non la seconda manifattura d'Europa, che è l'Italia. Lei dice è più una cosa che va a colpire l'industria, cioè anzi il lavoro sì, pensi, paesi in via di se sviluppo. Tutto sommato il problema è ovviamente il costo del lavoro, è l'utilizzo del lavoro, e l'Italia ha un vantaggio enorme perché noi abbiamo la capacità e abbiamo l'ingegno dell'utilizzo del lavoro. L'assemblaggio di tecnologie, l'utilizzo di tecnologie comporterà la costruzione di prodotti più originali. E chi è capace a fare prodotti originali? Io penso che l'Italia abbia il record mondiale da questo punto di vista e sia riconosciuto. Probabilmente altre manifatture che hanno pensato all'estremizzazione della replica, quindi della produzione in replica per l'abbassamento del costo, avranno un problema, perché questa disponibilità, questa evoluzione continua e questa disponibilità tecnologica lo sarà per tutti. Ma questo significa che voi come industriali e in generale l'industria italiana dovrà ripensare anche a certi modelli di sviluppo, nel senso, mettersi per esempio in operazioni standardizzate non è assolutamente il momento? Bisogna puntare sul Made in Italy? Io le dico che ci sarà proprio un'evoluzione tra il prodotto che ha un certo tipo di originalità e dall'altra parte il prodotto che invece è un prodotto di replica, facile da fare, che tecnologicamente è ovviamente disponibile a qualsiasi tipo di manifattura, e allora a quel punto lì ci sarà un problema di prossimità di mercato. Il prodotto si farà dove il mercato c'è. L'Europa è ancora il più grande mercato per ridurre i costi di mondo, trasporto, lei dice. E quindi l'Europa dovrà... ma guardi, sì, è una questione di rapporto, perché qui si parla sempre, nell'evoluzione del 4.0, della quarta rivoluzione industriale, si parla sempre della produzione, dell'evoluzione della produzione. Ma una delle cose che sarà interessante e interessata per quanto riguarda questa prossima rivoluzione, perché non è un'evoluzione, è proprio una rivoluzione, sarà il nuovo comportamento del consumatore. Come il consumatore riuscirà a percepire in anticipo il prodotto, come potrà costruire, come potrà comunicare quello che vuole, rispetto ancora al fatto di andare a decidere su un supermercato, su uno scaffale, l'offerta del prodotto che viene proposto. Poi Presidente, ci arriveremo ai consumatori che, ricordiamolo, spesso sono, prima che consumatori, sono lavoratori. È un tema che tratteremo successivamente. Abbiamo però qua Roberta Turi, segretaria nazionale della FIOM CGIL, a cui chiedo a questo punto, cioè stante così le cose, che problemi stiamo già affrontando per l'inizio di questa quarta rivoluzione industriale e se, come sindacati, siamo pronti ad affrontare i prossimi venturi che stanno per arrivare. Ma allora, in questo momento non c'è ancora un livello di robotizzazione e automazione che sta mettendo a repentaglio l'occupazione. Non c'è dubbio che però, come diceva il vostro servizio, nei prossimi anni sono previsti grandi investimenti proprio in robotizzazione, in automazione, in quel fenomeno, diciamo, che si chiama come Industria 4.0. Considerate che tra l'altro c'è una ricerca di Federmeccanica molto recente che dice che il 64% delle imprese italiane utilizza alcune delle tecnologie abilitanti proprio per quella che è l'Industria 4.0, ma solo il 50% in questo momento pensa di fare ulteriori investimenti. Che cosa vuol dire? È evidente che se la domanda rimarrà ferma ci saranno meno imprese che penseranno di investire proprio sulla robotizzazione e sull'industria 4.0. Ma le è già capitato che qualche azienda che aveva portato fuori il lavoro perché gli costava meno, proprio perché in questo momento con l'automazione si può ritornare a livelli di costo che diano margini, li ha riportati in Italia, quindi è una buona notizia. Questo sta già capitando e questo è il motivo per il quale ad esempio la Germania sta investendo tantissimo proprio sull'industria 4.0, perché l'obiettivo è proprio rimettere al centro l'industria manufatturiera europea rispetto al fatto che negli scorsi anni molta della manifattura è stata trasferita nel sud-est asiatico, quindi l'obiettivo è proprio riportare la manifattura in Europa e questo sta già succedendo e abbiamo già delle prime esperienze e quindi già sta tornando, perché ovviamente di fronte a una competitività maggiore dovuta proprio all'aumento dell'automazione, alcuni imprenditori stanno già facendo rientrare parte della manifattura. Il punto è che poi nei prossimi anni succederà qualcosa d'altro.
altro, ovvero nei prossimi anni quello che succederà, non c'è dubbio, come diceva appunto il vostro invitato di Confindustria, ci saranno sicuramente nuovi prodotti, la possibilità di come dire, sfruttare al meglio le nostre intelligenze per produrre prodotti più innovativi, ci saranno lavori che si trasformeranno, ma è inevitabile che ci saranno anche lavori che scompariranno. Pensiamo ad esempio all'auto che potrà guidarsi da sola, è una delle esperienze che si stanno facendo, delle sperimentazioni, è ovvio che ci saranno proprio categorie di lavoratori che scompariranno. Quindi il punto è quale impatto sociale ci sarà da queste trasformazioni e la sfida anche per il sindacato è prevedere queste trasformazioni, di governarle, di fare in modo che vengano governate affinché l'impatto sociale non sia negativo, perché i cambiamenti non sono buoni o cattivi in sé, dipende se sappiamo governarli. Questa è la sfida, credo, che ci poniamo come sindacato e come imprese. Grazie. Pistono, lei prima ci ha detto che ci sono dei tipi di lavori che potrebbero diventare, diciamo, le cui persone diciamo, li applicano potrebbero diventare obsolescenti. Allora penso a me stesso che sono un giornalista, penso anche a lei che per certi versi è uno scrittore. Lei nel suo libro dice che nel giro di 20-30 anni potremmo addirittura dare un Pulitzer a un libro scritto da una macchina, ovviamente sempre che non lo si sappia, perché altrimenti diciamo, parteggeremmo automaticamente per l'uomo. Che cosa dobbiamo fare? Lo chiedo a lei che è anche il più giovane dei nostri ospiti qua e quindi forse quello che si è posto il problema maggiormente. Che cosa fare per reinventarsi e non diventare obsolescenti? Sì, allora forse c'è anche una differenza di approccio, forse anche dovuto anche dal mio background e della mia età. Io non riconosco, per esempio, non condivido il concetto di economia 4.0, cioè a me sembra identica all'economia di prima, non sta cambiando niente di fatto. Beh, spesso i salti magari non hanno un gradino così alto come semplificando. No, perché secondo me 3.0, 4.0, lei dice è una continuazione di quella precedente, certo, l'evoluzione. Ma sì, è fuorviante anche secondo me concentrarsi sulla robotica, perché i robot prima che diventino general purpose antropomorfici che possano fare i lavori che facciamo noi, quelli dei film manca ancora lontani. Molto tempo. Quindi il problema è che questa qua secondo me è l'inizio, cioè della prima rivoluzione cognitiva, e questo è il problema, perché adesso non stanno rubando tanti lavori e nuovi processi portano più produttività e la gente riesce a utilizzare le macchine per fare meglio il lavoro che già faceva, a parte alcuni casi come quelli che guidano i taxi, tram e via dicendo. Ma il problema è che un cambio completo della struttura economica, dove le operazioni cognitive, cioè ciò che ci distingue dagli animali di fatto, la corteccia prefrontale, che è letteralmente un fazzoletto di questa dimensione di neuroni che sta qui di fronte, ci differenzia dal mondo animale, perché noi siamo capaci di pensare al futuro, di fare delle astrazioni. Questo è quello che definisce l'essere umano. Queste cose le stanno iniziando a fare le macchine, meglio di noi, in maniera molto più efficiente, e se io riesco a replicare quello che fa per esempio un commercialista, quello che fa un chirurgo, e lo faccio con una macchina o con un algoritmo, a quel punto tutti hanno a disposizione il miglior chirurgo o il miglior commercialista d'Italia o del mondo a costo bassissimo. A questo Ma quindi punto secondo lei è più facile fare cioè è più facile che verranno sostituiti commercialisti e chirurghi piuttosto che una domestica? Assolutamente sì, perché la domestica deve fare 1000 cose abbastanza bene, un chirurgo deve farne poche perfette. E quando noi, se devo fare un'operazione a cuore aperto, voglio che sia un chirurgo che ha 20 anni di esperienza a farla, non uno che abbia appena cominciato. E quindi un robot con un'intelligenza artificiale dentro, che ha fatto 1 miliardo di simulazioni e 1 milione di operazioni su degli organismi veri o finti, o insomma dei dummies, quello ti dà a disposizione il migliore subito, e può essere a un costo bassissimo. Allora questo secondo me è il problema, è perché l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, quindi tutto quanto il sistema si basa sul fatto che la gente lavori per vivere, per avere uno stipendio. Questa cosa non sarà più possibile, cioè adesso possiamo contarcela e far finta che... Lei dice dovremmo superare questo rapporto lavoro-stipendio, nel senso che diciamo ci è stato insegnato, lei dice va evoluto. Ci arriveremo, io però prima volevo chiedere alla dottoressa Turi, accusiamo spesso, è stato accusato anche durante le ultime elezioni negli Stati Uniti, la globalizzazione e in parte anche questa trasformazione della produzione verso una rivoluzione industriale nuova, poi 4.0 o 1.0 come ci dice il nostro ospite, una delle cause dell'ampliarsi della diseguaglianza. Secondo lei è colpa
della trasformazione o delle società su cui si innesta? No, secondo me non è colpa il problema non è il progresso. Cioè, il progresso non crea diseguaglianze. Assolutamente, sono le scelte politiche, sono le scelte che compiono i governi, le società. Io credo che anche in questi anni di crisi abbiamo perso un'opportunità. Purtroppo al centro sono state rimesse le ragioni del mercato, le ragioni della finanza e non le ragioni delle persone che lavorano. Quindi non si è messo al centro dell'iniziativa politica il benessere delle persone, i loro diritti, ad esempio come lavoratori. Purtroppo si sono fatti altri interessi e quindi è chiaro che qualsiasi tipo di innovazione tecnologica è funzionale, insomma, alle ragioni politiche. Cosa ne pensa di questa cosa che ha solo accennato Pistono, che è fondamentalmente il rivedere il rapporto tra lavoro e salario? Immaginiamo che si possa arrivare, non so, per esempio a un reddito di base o qualcosa del genere? Beh, sicuramente noi come sindacato ne stiamo parlando, soprattutto come FIOM CGIL, da tanto tempo. Chi lo paga però questo reddito di base? È questo il punto, è il punto che noi poniamo. Noi crediamo che non si possa parlare di reddito e quindi della necessità di avere un reddito senza parlare anche di una redistribuzione del lavoro, perché anch'io sono abbastanza convinta che in un futuro, sicuramente per fortuna alcune mansioni molto difficili, molto faticose, insomma, non esisteranno più. Però quelle mansioni che quindi rimarranno e quindi quel lavoro che rimarrà, io credo che ci sia la necessità di redistribuirlo e ovviamente di trovare anche strumenti nuovi a tutela del reddito delle persone. Baban, da industriale immagino che avrà colto, ed è una cosa più che mai ovvia, il fatto che una certa standardizzazione o l'utilizzo di macchine al posto degli uomini possa portare ad una riduzione dei costi, il che porta di per sé ad un aumento dei margini. È ovvio che chi fa industria deve pensare anche al fatto che il capitale investito ritorni indietro maggiore. Le chiedo però se da industriali vi ponete anche questo problema, cioè del cambio che potrebbe essere innestato all'interno della società. Beh, assolutamente sì, perché lei sa che le imprese sono comunità e ovviamente lavorano sul fondamento che è il capitale umano. Qui stiamo parlando di come si evolvono le competenze, si evolve il modello. Tra l'altro lei è presidente della piccola e media industria, quindi non le corporation. Assolutamente, ma in un certo senso questa cosa è sentita, però guardi che secondo me stiamo un po' esagerando nella ipervalutazione, perché questa idea della superconnessione, dei big data, della robotica, della sensoristica, del 4.0 o chiamiamolo come vogliamo, in realtà ci restituisce un'idea di futuro dove alcune economie che sono andate in forte difficoltà con la globalizzazione, e uno di questo si chiama Italia, una parte del mondo che è andata seriamente in difficoltà con la globalizzazione, può riprendersi un suo ruolo. È l'occasione per rimetterci in piedi, la capacità della costruzione di prodotto. Assolutamente sì, e nel 2017 noi con il piano del 4.0 probabilmente abbiamo un'occasione per rilanciare la nostra manifattura e farla diventare la prima manifattura d'Europa. Professor Lippiello, da ricercatore e come ricercatore, parlando con altri che fanno il suo lavoro, vi ponete mai il problema del grande cambio che potreste dare a tutta la società che avete intorno? Nel senso, voi per certi versi potreste mettere in mano a noi la rivoltella con cui spararci, no? Guardi, io non amo... credo sia un punto di vista non corretto. Noi sviluppiamo mi corregga pure, innovazione, è una provocazione. Sì, certamente. Noi, l'università in generale, insomma, la ricerca a livello mondiale sviluppa nuova conoscenza, sviluppa nuove tecnologie, sviluppa nuovi strumenti. Questi avranno come finalità, diciamo, quella di migliorare in generale quelli che sono i nostri standard di vita, quella che è la qualità della produzione, la qualità del lavoro. Probabilmente ci sarà una riduzione, come c'è sempre stata una riduzione del livello occupazionale, perché qualunque innovazione ha sempre determinato un cambiamento nel modo di produrre, e questo cambiamento nella storia ha sempre portato tipicamente a un miglioramento della qualità anche di vita dei lavoratori. Ma dice, non è la prima rivoluzione industriale che affrontiamo e ne siamo usciti da tutte finora. Sì, questo, cioè, l'importante è che la società deve sapere riadattare quelle che sono le condizioni, diciamo,
le condizioni sociali a quello che è la possibilità produttiva e la capacità produttiva a cui la tecnologia può portare. Grazie Ripiello. Quindi io la vedo come un'opportunità che va ovviamente però ben indirizzata e ben governata. Assolutamente, grazie, grazie a tutti i nostri ospiti. Il nostro tempo purtroppo è finito, il tema è interessantissimo e sono sicuro che torneremo a parlarne. Linea adesso al TG delle 19.